Io dico che quando non si riesce a fare le cose è abbastanza automatico che si cerchino le scappatoie, le facilitazioni, perché è così. Per questo bisogna intervenire sulle leggi, bisogna intervenire sulle norme. Sul sistema di appalti definito gelatinoso nell'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze, il presidente dell'ANCI del Veneto non esprime alcun giudizio morale. Ovviamente nessuna giustificazione a presunti comportamenti illegali, ma l'allusione è che l'atteggiamento di alcuni imprenditori sia frutto dell'esasperazione di fronte alle lungaggini dello Stato, a una burocrazia sentita come mostro ingovernabile. Da una parte c'è un utilizzo evidentemente mediatico di queste cose per fini che non conosco ma che posso immaginare. Dall'altra parte però non si affronta e non si è mai affrontato da Tangentopoli in poi, evidentemente neanche prima, il problema non solo nei suoi effetti, ma il problema va affrontato necessariamente sulle cause che lo producono, e la causa principale è l'eccessiva burocrazia. Nessuno, dice l'ANCE, è più in grado di realizzare un'opera pubblica o privata, ottenere un'autorizzazione o un servizio in tempi ragionevoli e con costi giusti, e la colpa sarebbe nel reticolo di leggi e regolamenti di cui è dotato il nostro Paese. Ma nel Veneto delle piccole imprese si sono verificati episodi sospetti? L'ANCE ha mai espulso un'azienda dal comportamento poco chiaro? Non mi risultano, non conosco dei fatti corruttivi importanti, rilevanti, o dei comportamenti particolarmente come si può dire, contrari alla legge. Non ho notizie in questo senso. Le indagini, dice il Presidente, spettano alla Guardia di Finanza, non alle associazioni di categoria, e molti casi giudiziari, aggiunge, si sono rivelati inconsistenti come bolle di sapone. Certe situazioni però non possono non ricordare le profonde irregolarità emerse con le indagini di Mani Pulite. È forse in arrivo una nuova Tangentopoli? Ma no, guardi, un conto, una rondine non fa primavera, quindi da sempre dove ci sono soldi c'è qualcuno che li ruba, e da sempre al mercato ci sono quelli che ti portano via il portafogli, cioè Nessun pericolo dunque. Intanto però l'inchiesta continua anche nel suo filone veneto, che riguarda il Palacinema del Lido, la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Conegliano e i soldi chiesti ai vertici del Consorzio Venezia Nuova.